Amore, Cosa vuoi? lo sai che sono senza mutandine? Tu? Io sto senza analisi. Per piacere, ma quando mandavi non questo servizio? Una sezione. Pronto? È venuta a Zanello. È venuta a Zanello. Pronto? Sì. Ah, caro bello, bello, dimmi. Non mi rimane. Come? Non te ne soldi per la festa? È venuta a Zanello. Ma che non si capisce niente più. Allora veramente è finita la sezione. È venuta a Zanello. Mamma, quanti c'è male? I soldi. Questa è già la terza volta che così venuto. Ma ha risposto, ma per la nonna, sì, la nonna non me l'ha risposto, dice la mamma. Aspetta, la nonna qui ce l'ha risposto. Pronto? Uè, sì, caro Antonio, ehi, ma tutto a posto, Antonio. Come? Ah, si fa la festa, finalmente. Ma mi capite, mi ha chiamato prima in giornata ragazzi. Non si fa la festa. Ma mi ha chiamato lei, un compagno mio, tu è saltato, che i soldi non giustificano, così. Ma te si fa. Non ci capite, è stato spostato all'anno da bene. Ecco, ma all'anno da bene. Signore, scusate, che state facendo? Che sto facendo? E vuoi che arrivi una presa a presa? Bullette di luce, bullette di gas, bullette d'acqua. Ma sai, non ti conosco da bagno. E chi le va a quando 800.000 lire a me? A figli questo poco pensiero. 800.000 lire? Qua. Cosa che 3-4 figli che parlano gli avvocatori, come gli pensioni, scenda uno, scenda nato, ma come sapete? E allora sta arrivando qualcuno un altro. Pure tu. Ma i capelli puliti. I capelli Che stai combinando allora? e se lei c'è il centrale. In bulletta, la luce. Questo spartello. No, ci capisco, ma perché tu sto bulletta ci dici mi era 100 euro? E arecchi. Come? Mi sono dati ancora a caldare. 100 euro, ci sono andato a Ilaria a Bar. Ah, Ilaria, C'era di 100 euro. 100 euro. C'era di 100 euro. A me sono buone che andavo per 100 euro. Come si fa? Ma come si fa? Ma ora, ma sai che faccio? La faccio addosso a lui, allora dopo faccio la 100 euro. Che c'è fa? Capito niente, piace passato guai, sti capelli così. Ma già mangiai. Io tutto ho messo, non già fare. È venuta a Zanello. Tutto lei. E chi sarà mo? Pronto? Pronto? È Mimmo Taurino. Stai morendo? Mimmo, sto morendo. Prima che mi metto in dovuto, volessi sentire l'ultima volta la canzone tu, vicino dovuto, mi canta una canzone. E poi muore. Ce ne ha cantato prima che muore. T'hai rimasti in Italia. Mi è rimasto l'eredità. Oh, bene. Ma non mi ci presentare. A che parte ha già venuto? 17. Via Salvatore Rosa, numero 17. Numero 17. Si sta per morire. Ha già cantato. Ma chi si uscito? Chi ha già cantato? Ha già cantato vicino alla muore. Ma che? Ci hanno rimasto pure i scarponi. Ma perché chi sta da scena? O desiderio hai te che era cantare vicino al letto su e fondato il sanello. Lo dicevo che contava, ma nessuno mi credeva. Mo che tempo sono cagnata, la cuccagna non c'è più. E fernuta il sanello. Come si va a fare chiacchiere, non mi fai schifo. Sapete che è successo? Mentre stai facendo un video, che era fuori un video, arriva una telefonata. Il telefono disse, pronto, Mimmo Taurino, io sono uno che volesse accanto vicino a me, sto per morire, io è già rimasto pure l'eredità. Io ho convinto, poi pensando al problema che qua non dobbiamo una lira, che è fudato senza tempo, ci disse muovere qualcosa di soldi, ho detto l'eredità. Poi in tale eredità rimane, è rimasto 100 euro. Tieni un pochettino. Ci ha fatto mettere un pensiero, all'anno mia chi da mortare sta mo. È venuta a Zanello. È venuta a Zanello.